I buoni pasto sono nati da un'idea sicuramente positiva, che era quella di permettere alle persone di mangiare e con quel sistema che conosciamo bene tutti. Siamo partiti con delle commissioni accettabilissime del 2-3% e progressivamente negli anni queste commissioni sono arrivate al 20%, che però questo 20% non è nemmeno reale, perché poi è considerato sul nominale, cioè per una serie di motivi arriva addirittura al 25-28%. Riccardo Zanchetta, presidente di Fidaconfcommercio Provinciale, il gruppo dei dettaglianti alimentari, spiega così i motivi che hanno spinto negozi e locali allo sciopero dei buoni pasto. Mercoledì 15 giugno queste attività non accetteranno i ticket da parte dei clienti né per i pranzi né per fare la spesa. All'iniziativa aderiscono anche le imprese della distribuzione commerciale, dai piccoli esercizi di vicinato fino ai supermercati e ipermercati della distribuzione organizzata, aderenti a Fidaconfcommercio Treviso. La nostra è una protesta che ha l'obiettivo di salvaguardare la funzione del buono pasto, perché se si va avanti così sempre meno aziende saranno disposte ad accettarli. Insomma, il buono pasto rischia di diventare davvero inutilizzabile in un momento di ripresa importante per i pubblici esercizi, spiega Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio. Un meccanismo nato per andare incontro ai lavoratori, ma che ora rischia di incepparsi. Portando a dei costi che sono diventati insostenibili, che poi non sono solo insostenibili per l'azienda in quanto tale, ma sono insostenibili perché poi devono essere ricaduti nel prodotto finale che poi paga il consumatore. Gli esercenti chiedono una vera riforma che renda il sistema economicamente sostenibile. Assolutamente necessario che le autorità, lo Stato in primis con i suoi organismi, intervenga anche in questo caso a porre un tetto concertato con le aziende che producono questo servizio e naturalmente con chi come noi siamo in prima linea. E anche Veneto Imprese Unite sostiene la giornata del 15 giugno promossa da FIPE. È importante mostrare un comparto unito di fronte a questa storica battaglia, oggi più che mai attuale, anche in virtù dell'aumento dei costi delle materie prime, che rende ormai impossibile generare profitti con i pagamenti in buoni pasto, spiega Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite.